Buongiorno a tutti, benvenuti. Ci stiamo a mano, le persone si stanno collegando, ma diamo avvio. Allora, intanto io ringrazio Veneto Lavoro, Tiziano Barone, dottor Becchelli, la dottoressa Sorzogno per la disponibilità a svolgere questa serie di interventi. Oggi apriamo col primo e a seguire nel mese di maggio e poi in autunno altri tre. Ricordo solo a tutti i nostri colleghi collegati che questa iniziativa si inserisce all'interno di due, diciamo, aspetti importanti. Uno rientra nel protocollo che abbiamo sottoscritto come Forum Terzo Settore Veneto con Veneto Lavoro Welfare, che prevede una serie di azioni di sistema dove è importante il ruolo del terzo settore nelle sue diverse declinazioni, nell'ambito di quello che possiamo far rientrare in tutto ciò che è politiche attive del lavoro, che è welfare aziendale, welfare territoriale e una serie di misure che comunque sono orientate ad offrire in maniera mirata, personalizzata e tarata sui bisogni delle persone opportunità di politiche attive di inserimento lavorativo a persone in situazione di vulnerabilità e oggi in particolar modo parliamo di opportunità per persone con disabilità, quindi articolo 14. Altre iniziative saranno affrontate di volta in volta con questi interventi che sono, diciamo, una prima alfabetizzazione per dare l'opportunità a tutte le reti associative di capire se ci sono delle potenzialità o delle opportunità che le stesse reti, gli stessi ETS possono mettere in campo in collaborazione appunto con Veneto Lavoro. L'altra grande, diciamo, linea di lavoro su cui abbiamo investito soprattutto nel 2024 e che in qualche modo è stato poi tracciato e delineato all'interno del nostro manifesto, riguarda un aspetto complessivo legato in particolar modo a tutto il tema del lavoro. Nel senso che le 32 reti nel corso del 2024 hanno aderito ad un lavoro condotto in maniera rigorosa, legata, diciamo, a individuare, indipendentemente dalle diversità, dagli ambiti di interesse, ad individuare quali fossero gli aspetti prioritari e rilevanti su cui svolgere prioritariamente delle attività come Forum Terzo Settore Veneto. Uno di questi filoni è risultato proprio il tema del lavoro, nella sua trasversalità, cioè al di là della tipologia della vulnerabilità delle persone, quindi dalle persone con disabilità, con problemi di salute mentale, piuttosto che persone che escono dal mondo del lavoro, eccetera, ma anche lavoro in termini quindi non solo di inclusione sociale, di diciamo, opportunità di prendere in mano la loro vita, ma anche lavoro buono e giusto anche per gli operatori che lavorano nel comparto. Quindi il tema del lavoro è un tema che per tutte e 32 le reti del forum è considerata un ambito da approfondire, un ambito da conoscere, conoscerne quindi gli strumenti, le opportunità, le misure, perché come vedrete comunque la Regione Veneto e Veneto Lavoro offrono veramente tantissime possibilità per tutti quei cittadini e quelle cittadine che in questo momento non riescono per una serie di condizioni di inabilità non riescono a trovare diciamo il posto di lavoro adatto per loro. Ecco, quindi oggi partiamo, ringrazio appunto Veneto Lavoro per questa opportunità e vi do due note tecniche, poi passo la parola al direttore Tiziano Barone.
Non è possibile nella formulazione della giornata dell'approfondimento di oggi fare delle domande in diretta. Se avete delle domande scrivetele nella sezione domande, quindi nella chat che è predisposta dalla piattaforma. Se sapete di colleghi che non hanno potuto diciamo collegarsi oggi, sappiate che è prevista la registrazione, verrà caricata e faremo in maniera comunque di raggiungere tutte le reti, per cui vi raccomando comunque di valorizzare i contenuti che verranno presentati oggi e potranno essere quindi consultabili sia la registrazione ma anche tutte le slide e tutto il materiale che verrà proiettato sarà a disposizione anche nei giorni seguenti e potrete divulgarlo alle diverse, diciamo, reti di base. Mi fermo qui, do la parola a Tiziano Barone e buon ascolto e a presto. Prego Tiziano. Grazie Tiziana, grazie. Benvenuti e benvenuti a tutti. Due parole solo per ricordare il motivo, lo scopo per cui abbiamo pensato a questa iniziativa. Nell'ambito della convenzione tra Veneto Welfare, che è un'attività che Veneto Lavoro svolge in particolare per promuovere il welfare contrattuale, previdenziale pensionistico, sanitario, bilaterale, aziendale e territoriale. All'interno di questa convenzione, in particolare, a noi pareva interessante poter proporre al sistema del terzo settore il tema dell'attività delle cooperative sociali e delle imprese sociali che possono essere coinvolte all'interno del percorso di gestione degli obblighi assunzionali delle imprese che con la legge 68 sono obbligate all'assunzione. Come sapete, la legge 68, quella legata all'inserimento mirato dei lavoratori con disabilità nelle imprese che hanno più di 15 dipendenti, in questo momento sono circa 45.000 i posti di lavoro necessari da coprire a livello regionale, quasi 15.000 sono quelli scoperti. Quindi esiste un mercato diciamo importante su cui poter operare dal punto di vista della copertura. Come verrà spiegato dal collega Fabio nel dettaglio, l'occasione dell'articolo 14 della legge Biagi è proprio una modalità con la quale un'impresa che ha l'obbligo dell'assunzione dei disabili può scambiare con una cooperativa sociale un fatturato, come dire, coerente in termini di costi e lasciare quindi alla cooperativa sociale l'obbligo dell'assunzione del lavoratore disabile. In questo modo c'è l'obbligo transita, tra virgolette, dall'impresa alla cooperativa sociale attraverso un finanziamento di una commessa di attività. Oggi questo tipo di iniziativa cuba complessivamente almeno 400 persone che annualmente vengono assunte attraverso questo percorso ed è quasi il 10% delle assunzioni annuali di disabili all'interno della nostra regione. Tenendo conto che noi attualmente abbiamo circa 160 cooperative, tra cooperative sociali e imprese sociali che sono presenti nella nostra regione, ci sono zone nelle quali abbiamo difficoltà a trovare cooperative. Ci pareva utile da questo punto di vista, visto che molte delle cooperative sociali, delle imprese sociali che appartengono al terzo settore operano regolarmente con persone con disabilità, raccontare questa dimensione di mercato perché può rappresentare per molti una opportunità, nel senso che già fate quel lavoro lì e se lo fate in un modo diverso potete solo che incrementarlo. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo voluto questo primo momento di dialogo e di presentazione. E quindi buon ascolto dei miei colleghi che vi racconteranno le regole e gli esempi
su cui vale la pena contare. Arrivederci e buon lavoro. Il mio compito è quello di fare una panoramica su Veneto Lavoro e sui servizi che offre. Veneto Lavoro è l'ente strumentale della Regione Veneto e svolge principalmente un ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità a quella che è la programmazione regionale e gli indirizzi della Giunta regionale, in stretto coordinamento con i servizi per il lavoro. Tra le sue funzioni principali rientrano la direzione e il coordinamento dei servizi pubblici per l'impiego, il monitoraggio e l'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro attuate su base regionale. È strutturato organizzativamente in unità organizzative centrali con sede a Mestre e con unità territoriali, i centri per l'impiego. Ok, allora mi soffermerò su alcune unità organizzative che hanno rilevanza anche poi a livello decentrato per i centri per l'impiego e riguardano principalmente l'unità organizzativa delle crisi aziendali che fornisce assistenza soprattutto nelle gestioni appunto delle crisi aziendali che possono avere una natura anche complessa, soprattutto svolge attività di coordinamento dei tavoli tecnici regionali permanenti e fornisce un supporto ai processi di reindustrializzazione e riconversione produttiva. In particolare questo tema è molto importante per l'attuazione proprio di piani di politiche di lavoro regionali affinché le persone possano trovare anche una nuova occupazione e soprattutto con determinati percorsi GOL principalmente, è rivolto a gruppi di lavoratori che sono coinvolti in situazioni di crisi aziendali potenzialmente in transizione e lavoratori beneficiari di trattamento di integrazione salariale. Altra unità organizzativa importante appunto è quella di Veneto Welfare, che cura soprattutto i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti che aderiscono alle varie forme di welfare. Inoltre ha competenze nella creazione del sistema di riconoscimento e certificazioni per i soggetti accreditati e per l'attuazione di bandi e progetti di welfare aziendale e territoriale. Ovviamente l'obiettivo è quello di accrescere il benessere personale e lavorativo dei dipendenti e dei loro familiari e sviluppare un'economia attraverso proprio la promozione di servizi di welfare alle imprese venete. L'altra unità organizzativa molto importante è quella dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che si occupa appunto di analizzare tutte le informazioni che riguardano il mercato del lavoro regionale e monitora anche le politiche del lavoro e realizza anche indagini tematiche specifiche attraverso anche delle elaborazioni che possono essere mensili come la bussola che fornisce un aggiornamento relativo al mercato del lavoro o la rivista Il Sestante che ha cadenza trimestrale ed elabora dati amministrativi sempre sul mercato del lavoro. Altra importante produzione è quella della Cressidra che esce alle edizioni 2-3 edizioni all'anno e riguarda una lettura sull'andamento dell'economia insieme con Union Camere e vengono effettuati anche delle specifiche ricerche su raccolta di collaborazioni tra osservatorio e anche altre istituzioni. Altre produzioni sono quelle dei tartufi, opus o misure e sono approfondimenti tematici e ricerche specifiche che vengono effettuate anche su richiesta. L'ente regionale dell'osservatorio, l'unità organizzativa dell'osservatorio del mercato del lavoro offre anche particolari elaborazioni che possono riguardare determinate tematiche, sono suddivisi anche per settore, riguardano appunto la suddivisione uomo-donna, italiani, stranieri, possono essere specifiche per territorio, possono riguardare specifiche professioni o settori o tipi di contratto.
Abbiamo detto quindi che Veneto Lavoro è l'ente strumentale della Regione Veneto e i centri per l'impiego sono le strutture territoriali che favoriscono l'incontro domanda-offerta di lavoro, promuovono anche politiche attive regionali specifiche. Le figure principali che si possono trovare all'interno dei centri per l'impiego sono le figure degli operatori case manager che prendono in carico gli utenti che si rivolgono appunto ai centri per l'impiego e gli account manager che prendono in carico le aziende monitorando e fornendo consulenza per la ricerca di lavoro. I centri per l'impiego si trovano, all'interno di tutto il territorio della regione e sono suddivisi nelle varie province, quindi nella provincia di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Padova, Venezia e Rovigo. All'interno del sito di Click Lavoro Veneto, che è la piattaforma dove vengono specificati vari servizi online che riguardano sia il lavoro, la formazione e l'istruzione, si possono reperire le informazioni sui vari centri per l'impiego e anche dove si trovano, quali sono le sedi e i contatti per poter prendere anche appuntamento. Come dicevamo, i servizi che vengono offerti dai centri per l'impiego riguardano sia la parte relativa ai lavoratori e sia la parte relativa alle aziende. E con la piattaforma che si diceva prima di Click Lavoro Veneto vengono presentate tutte le iniziative e le opportunità che sono al momento attive su tutto il territorio veneto. Questa è una slide che riassume in maniera un po' sintetica quelli che sono i servizi offerti dai centri per l'impiego. Si tratta ad esempio del servizio di collocamento mirato che è fornito alle persone con disabilità e riguarda sia l'iscrizione delle persone che presentano un certo tipo di invalidità e riguarda la presa in carico mirata con una profilazione di tipo specifico della persona e un accompagnamento da quando appunto avviene la presa in carico e in base anche alla profilazione e ai bisogni che emergono viene definito il percorso più idoneo per quella persona tenendo conto delle capacità, delle competenze, ma anche delle capacità residue, di quella che è la storia lavorativa, formativa e viene effettuato un percorso specifico e mirato. Vengono forniti ulteriori servizi come l'orientamento specialistico, che quindi permette insieme all'operatore di capire nel mondo del lavoro il tipo di bisogno che può avere la persona, che può essere un bisogno di tipo formativo, ad esempio, oppure permette ad esempio di capire che il percorso migliore potrebbe essere quello del tirocinio di inserimento lavorativo o direttamente l'incrocio domanda-offerta in azienda. Viene effettuato anche un orientamento specifico proprio per una platea di minori, proprio per contrastare quella che può essere la dispersione scolastica. Uno dei servizi appunto di cui parlavo prima è quella dei tirocini di inserimento lavorativo. Sono delle esperienze specifiche di formazione in azienda che permettono di acquisire determinate competenze, di saggiare quello che può essere l'ambiente lavorativo insieme al tutor che può seguire l'inserimento in azienda e cercare di monitorare le competenze che vengono man mano acquisite. Altro servizio che viene svolto è quello della presentazione delle politiche attive del lavoro che vengono finanziate con fondi regionali o anche fondi europei e permettono proprio di stabilire insieme alla persona qual è lo strumento e qual è il percorso più idoneo al suo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. L'incontro domanda-offerta è un servizio che garantiscono gli operatori account manager che sono stati formati proprio per questo tipo di professionalità
tramite proprio il potenziamento dei centri per l'impiego, che ha garantito un'offerta formativa specifica per il proprio personale interno, ed è volto a capire quali sono le esigenze che può richiedere un'azienda, effettuando proprio una consulenza specifica su quella che può essere la richiesta da parte del mondo aziendale, e cercando tra le persone che sono inserite nella banca dati qual è la persona che potrebbe più avvicinarsi a quello che richiede l'azienda, eventualmente colmando quelli che possono essere dei gap formativi anche con percorsi formativi specifici a seconda di quello che l'azienda può richiedere come tipo di mansione. Abbiamo anche tutta una serie di servizi che vengono svolti a livello di online tramite appunto la piattaforma di cui parlavo prima, che è Click Lavoro Veneto. Andiamo a vederla più nel dettaglio. Come dicevo prima, il servizio che viene svolto dal centro per l'impiego e dagli operatori è quello proprio di cercare di far combaciare le esigenze che sono espresse dai datori di lavoro con le professionalità e il mondo, quello che richiede il lavoratore a livello di mondo produttivo, proprio per cercare di fare in modo che le aspirazioni dei lavoratori e la ricerca del datore di lavoro possano trovare un inserimento e possano trovarsi. E quindi, come vedete, gli operatori dei centri per l'impiego sono strettamente collegati l'uno all'altro, proprio perché il lavoro accurato del case manager nella profilazione degli utenti permetterà poi al suo collega account manager di poter avere a disposizione una banca dati di iscritti da poter presentare alle aziende che stanno cercando determinati profili. Come dicevo prima, questa è la piattaforma di Click Lavoro Veneto, dove sono presentati tutti i servizi e tutte le iniziative specifiche in questo momento che sono attive. Andiamo a vedere anche nello specifico alcune iniziative. Ad esempio, la possibilità di effettuare degli incontralavoro dove i centri per l'impiego offrono proprio all'interno anche delle proprie strutture territoriali la possibilità che aziende e lavoratori si possano incontrare direttamente al centro impiego, fornendo un servizio di preselezione e fornendo la possibilità sia all'azienda e anche al lavoratore di potersi incontrare, di poter dialogare e di capire appunto quali sono le necessità uno rispetto all'altro. Quindi fornisce proprio un elenco e una lista di personale preselezionato. Abbiamo altre iniziative online come il lavoro al centro, i webinar dei centri per l'impiego, che sono rivolti sia alle aziende sia ai lavoratori. Ad esempio, iniziative di questo tipo permettono di capire come affrontare il mondo del lavoro, come redigere un proprio curriculum, come presentarsi a un colloquio di selezione e forniscono quindi una consulenza importante al lavoratore, così come anche all'azienda. Al momento abbiamo anche l'iniziativa Abili al Lavoro, che fa parte di una campagna di promozione che proprio il fondo regionale ha come dire, fatto in modo che ci fosse e ha finanziato, perché la cultura dell'inserimento in azienda e dell'integrazione sia maggiormente condivisa con tutti gli attori e quindi con le aziende, con il mondo della consulenza, con le cooperative, cercando di facilitare questa transizione e la capacità proprio di poter integrare lavoratori che presentano appunto disabilità. Ecco qui il webinar di cui vi stavo parlando. Ultimamente abbiamo anche condiviso a livello di social, quindi con Facebook, Instagram e anche con
vengono inserite proprio le storie dove i lavoratori hanno la possibilità di raccontarsi con vere e proprie storie di quello che è stato il loro percorso da quando si sono iscritti al centro per l'impiego e quindi hanno cercato un'occupazione al loro transitare nel mondo del lavoro, quindi con testimonianze dirette di come è stata la loro storia e il loro inserimento, sia da parte dell'azienda e sia da parte del lavoratore. Storie che sono state anche molto apprezzate e molto viste, insomma, da parte di chi ha potuto collegarsi. Io ho finito la presentazione. Grazie Marina. Vado io con la seconda parte. Eccoci qua. Allora, per quanto riguarda la seconda parte di questo incontro odierno, parleremo dello strumento, come è stato anticipato in apertura, della convenzione cosiddetta ex articolo 14, laddove il riferimento all'articolo 14 non è alla normativa in materia di disabili che normalmente è rappresentata dalla legge 68/99, ma appunto dall'articolo 14 della legge Biagi, ovvero del decreto legislativo 276 del 2003. Questa illustrazione del tema delle convenzioni e dello strumento articolo 14 è stata organizzata in due parti. Una prima parte dove andremo a narrare qual è la teoria, cioè come funziona lo strumento dell'articolo 14, e poi andremo a illustrare nella seconda parte alcuni aspetti molto dal taglio pratico e operativo su come di fatto trovi attuazione in Veneto lo strumento dell'articolo 14. Partiamo quindi con la prima parte di questo con la prima parte della seconda parte di questo webinar, a partire da quella che è la fonte normativa, e quindi proprio l'articolo 14 del decreto legislativo 276 del 2003. È una norma cosiddetta cornice, nel senso che definisce un perimetro entro il quale viene lasciato ad accordi quadro territoriali validati dalle regioni, ma per quanto riguarda il Veneto è propriamente un articolo che va a disciplinare per tutta l'ambito territoriale regionale, per cui ugualmente valido e quindi applicabile in maniera omogenea in tutto il territorio regionale, quindi nelle 7 province venete lo strumento. È una norma cornice che disciplina nella previsione dell'articolo 14 alcuni aspetti, quindi la modalità di adesione da parte delle imprese che scelgono di utilizzare questo strumento, quali sono i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro attraverso cooperative sociali di tipo B, diciamo è la tipologia di soggetto che riceve le commesse di cui tra poco parliamo è questo, o in alternativa un'impresa sociale. La modalità poi di attestazione del complessivo valore della commessa conferita da ciascuna impresa ancora disciplina la determinazione del coefficiente di calcolo e i limiti di percentuale massima di copertura dell'obbligo da realizzare con questo strumento. E quindi diciamo la disciplina sì prevista in una norma nazionale, ma per capire in concreto come funziona lo strumento sul territorio è necessario fare riferimento agli accordi quadro territoriali. Altrettanto non sarebbe, almeno per quanto riguarda il Veneto, applicabile ed utilizzabile a questo strumento in assenza di un accordo quadro territoriale. E quindi una situazione che in Veneto trova omogeneità, non è sempre stato così. In passato, quando la gestione del mercato del lavoro era rimessa agli enti provinciali, c'era una disciplina differenziata provincia per provincia. Ora siamo in una situazione che già con la DGR 105 del 2018 e ora con quella vigente, cioè la 1516 del 2023, trova una disciplina unica sull'intero territorio regionale, e questo evidentemente è uno strumento di semplificazione per quelle imprese, per quelle cooperative che intendano cimentarsi nell'utilizzo di questo strumento. Quanto vado a dire, quindi, immaginate che è riferito alla DGR regionale, per cui è il quadro così come delineato in Veneto, in tutte le province del Veneto. Ovviamente non vuole affatto dire che fuori dal Veneto funzioni così. La situazione fuori dal Veneto può essere che l'accordo quadro non esista e quindi lo strumento non sia applicabile, oppure che vi siano accordi quadro territoriali,
per provincia o per regione a seconda delle parti d'Italia, e la disciplina, quindi il meccanismo operativo attraverso il quale funzionano, è quello proprio della convenzione territoriale vigente in quel territorio. Quindi diciamo è una disciplina di dettaglio che potete incontrarla articolata in maniera diversa a seconda di dove si vada a guardare in giro per l'Italia. Ora però ci concentriamo ovviamente per quella che è la disciplina regionale del Veneto. Ora diciamo che una descrizione che prescinde dalla dimensione giuridica ma ha un senso sostanziale, quindi aiutarvi a capire come funziona questo strumento, possiamo dire che previa stipula di un'apposita convenzione con l'ufficio di collocamento mirato, che è un ufficio della rete di Veneto Lavoro dei centri per l'impiego, il datore di lavoro, quindi quello tendenzialmente che ha un obbligo al quale far fronte in tema di inserimento al lavoro di persone disabili, opta per conferire una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale. Qui per semplificare dico cooperativa sociale, ma ricordate sempre che quando farò riferimento alla cooperativa sociale mi riferisco alla cooperativa sociale di tipo B, ed è equiparata alla cooperativa sociale anche l'impresa sociale. In forza di questo accordo è la cooperativa sociale ad effettuare una o più nuove assunzioni, e sottolineo nuove assunzioni nel senso che non deve essere personale già in forza alla cooperativa, deve essere personale aggiuntivo che la cooperativa va ad assumere tra coloro che sono iscritti al collocamento mirato. Ovviamente non basta che siano solo iscritti al collocamento mirato, è uno strumento che mira a portare verso il mercato di lavoro persone che hanno particolari difficoltà, per cui diciamo tra le persone iscritte al collocamento mirato e quindi tra le persone con disabilità, quelle che hanno le disabilità più complesse, più difficili, oppure che hanno un passato di storia di inserimenti al lavoro difficoltosi che non sono riusciti o che sono durati per un periodo limitato e poi non hanno avuto continuazione. Ora, le assunzioni con queste caratteristiche fatte dalle cooperative sociali vengono, per effetto di questa convenzione stipulata a tre tra cooperativa, impresa e Veneto Lavoro, conteggiate come se fossero fatte dal datore di lavoro che ha conferito la commessa e quindi valgono ad adempimento della quota d'obbligo del datore di lavoro conferente la commessa. L'accordo quadro regionale sull'articolo 14 ha quindi come obiettivo primario l'inserimento di lavoratori con disabilità che abbiano rilevanti difficoltà a inserirsi nel contesto lavorativo ordinario, cioè coloro che tendenzialmente o non riuscirebbero a agganciare neanche con le quote di riserva del collocamento mirato un'occasione di lavoro e mantenerla nel tempo, oppure che comunque vi riuscirebbero con grandissima fatica. È importante evidenziare che per quanto riguarda l'accordo quadro regionale del Veneto ha avuto una stipula che definirei ampia, nel senso che lo stesso articolo 14 prevede che l'accordo per avere validità territoriale abbia come soggetti sottoscrittori l'ente regionale competente per il territorio al quale si riferisce l'accordo, le associazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali. Pur non essendo espressamente previsto ed obbligatorio rispetto all'articolo 14, tuttavia in Veneto è parso utile e forse direi io anche necessario, al di là dell'aspetto squisitamente giuridico, coinvolgere anche le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e anche le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali. Tutti questi soggetti sono tutti sottoscrittori di quella convenzione quadro regionale stipulata in Veneto e che ha appunto efficacia sull'intero territorio regionale. Ora, non vuol dire che attraverso l'utilizzo di questo strumento un datore di lavoro possa assolvere interamente la quota d'obbligo, e cioè non può, tra virgolette, delegare a terzi, in questo caso cooperative sociali di tipo B o imprese sociali, il tema dell'adempimento alla quota d'obbligo, perché evidentemente è un obbligo che sta in capo al datore di lavoro ed è giusto e doveroso che questo se ne faccia carico. Tuttavia, è un aiuto nell'adempimento della quota d'obbligo del datore di lavoro, che ha tuttavia dei limiti numerici, quindi non potendo fare oggetto l'intera quota d'obbligo del datore di lavoro, l'articolo 14 ha dei limiti numerici che variano in funzione della fascia aziendale. Le aziende diciamo della prima fascia, quelle che vanno da 15 a 35 dipendenti, quelle per capirsi che hanno la quota d'obbligo di inserire al lavoro una persona con disabilità, possono in casi particolari, anzi aggiungerei solo in casi particolari, adempiere a quell'unica quota attraverso lo strumento dell'articolo 14.
ovvero nel caso in cui ci siano grosse difficoltà di inserimento nel contesto aziendale, oppure non siano presenti negli elenchi degli iscritti al collocamento mirato persone che abbiano un profilo professionale coerente con le necessità dell'impresa. Solo in questo caso possono essere ammessi a stipulare l'articolo 14, perché evidentemente in questo caso di fatto la quota d'obbligo diventa interamente coperta attraverso lo strumento dell'articolo 14. Per le imprese invece che vanno nella fascia intermedia, quelle che hanno quindi tra i 35 e i 50 dipendenti, a cui corrisponde una quota d'obbligo di inserimento di 2 persone con disabilità, la quota massima di lavoratori che possono essere fatti oggetto di articolo 14 è di una persona, quindi del 50%. Per quanto riguarda invece la terza fascia, quella delle aziende oltre i 50 dipendenti, che detto per inciso sono queste le imprese che normalmente vanno ad utilizzare con la maggiore frequenza lo strumento della Convenzione articolo 14, la stragrande maggioranza degli accordi stipulati e vigenti in Veneto cadono dentro a questa fascia, hanno da una parte una quota d'obbligo che è il 7% dell'organico, quindi per fare un esempio, un'azienda con 100 dipendenti, quota d'obbligo 7% vuol dire 7 persone con disabilità che devono essere presenti nell'organico aziendale. Ora, rispetto a queste 7 unità, prendendo ad esempio l'impresa con 100 dipendenti, la quota massima che è possibile fare oggetto di articolo 14 è il 7% della quota d'obbligo, arrotondato ovviamente all'unità inferiore, perché altrimenti si eccederebbe la quota del 30%. 30% è la quota massima alla quale si può fare riferimento. Ordinariamente la quota per queste aziende è il 20%, ma laddove l'inserimento avvenga per alcune specifiche categorie di lavoratori può essere elevata al 30%. Per cui diciamo questa è normalmente la dimensione massima per quanto riguarda il Veneto dei lavoratori con disabilità di cui l'azienda è tenuta a curare l'inserimento. Il 30% lo può fare attraverso l'utilizzo di questo strumento. È ovviamente uno degli strumenti, non è certamente l'unico e non è neanche quello evidentemente più utilizzato. È tuttavia uno strumento che ha una tutto sommato graduale ma costante crescita. Diceva il nostro direttore in apertura che ad oggi in Veneto circa il 10%, all'ultima misurazione eravamo al 9%, ma insomma considerando che in quest'anno sicuramente è cresciuto un altro po', credo che siamo arrivati a questo punto intorno al 10% degli inserimenti che ogni anno vengono effettuati in Veneto vengono effettuati attraverso questo strumento. Per cui il 90% avvengono in altri percorsi, però è comunque interessante notare che un 10%, ma insomma, ogni anno in costante crescita, non solo avviene attraverso questo strumento, ma avviene con lavoratori che non sono lavoratori di facile inserimento, perché anche tra coloro che risultano avere una disabilità, evidentemente il mondo della disabilità è particolarmente ampio e ha situazioni estremamente differenziate, perché ci sono disabilità che tutto sommato risulta abbastanza agevole inserire in azienda, altre evidentemente sono ben più complesse. Il fatto che una percentuale diciamo certamente minoritaria ma in costante crescita avvenga con questo strumento ci dà anche un'informazione ulteriore, cioè che è in crescita la percentuale di persone inserite ogni anno tra coloro che non hanno disabilità di facile inserimento. La richiesta di stipula viene fatta con una modalità telematica attraverso il nostro portale Click Lavoro Veneto. All'interno di quel portale c'è una pagina dedicata, un applicativo che si chiama Gedi, attraverso il quale si compilano una serie di campi e la domanda viene così smistata all'ufficio competente, che poi prenderà contatti con il richiedente per preparare la fase di stipula vera e propria. Proprio per quanto riguarda la fase di stipula, va detto che sono 2 in realtà i documenti che sostanzialmente vengono compilati, che sono diversi, hanno sottoscrittori diversi, stanno su piani diversi, ma sono entrambi necessari. Quindi abbiamo da una parte il contratto vero e proprio di affidamento o commessa di lavoro, che dir si voglia, e quindi sostanzialmente è un accordo, un contratto che stipulano il datore di lavoro e la cooperativa sociale di tipo B o l'impresa sociale, dove definiscono cosa fanno oggetto della commessa di lavoro. Qui abbiamo 2 vincoli, uno legato alla durata, che è anche specularmente uguale
a quella della Convenzione articolo 14, cioè la durata non ha un massimo ma ha un minimo, cioè deve durare almeno 9 mesi, da 9 mesi in su, potrebbe essere anche a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il contratto tra datore di lavoro e cooperativa, deve disciplinare la fornitura del bene o del servizio o l'eventuale clausola di uscita laddove venga stipulato per un tempo indeterminato e possa essere interrotto ad alcune condizioni che vengono disciplinate dentro il contratto di affidamento. C'è poi un altro documento, questo è standard, per cui diciamo, il contenuto è dato e fissato da Regione Veneto, che è la vera e propria Convenzione articolo 14, che è questo un accordo a 3 parti, lo dicevamo in apertura, che sono Veneto Lavoro, datore di lavoro conferente la commessa e cooperativa o impresa sociale che ricevono la commessa. Per effetto di questo accordo convenzionale, le assunzioni nuove fatte dalla cooperativa sociale per effetto della commessa vengono diciamo, effettuate dalla cooperativa sociale, ma imputate ad adempimento della quota d'obbligo del datore di lavoro che ha stipulato questo tipo di convenzione e ha conferito il contratto di affidamento della commessa. Per quanto riguarda i lavoratori che vengono inseriti in cooperativa sociale, che quindi diventano dal punto di vista della gestione del rapporto di lavoro dipendenti della cooperativa sociale e non del datore di lavoro che ha conferito la commessa, Veneto Lavoro, attraverso la rete dei centri per l'impiego sul territorio, va ad individuare tra gli iscritti al collocamento mirato del territorio al quale fanno riferimento cooperativa e datore di lavoro gli iscritti al collocamento mirato che hanno le caratteristiche di svantaggio, di particolare difficoltà nell'inserimento del mercato del lavoro da fare oggetto di assunzione attraverso questa tipologia di convenzione e quindi di commessa di lavoro. Questo viene fatto anche in collaborazione con i SIL. Per chi non lo sapesse, sono delle strutture presenti all'interno di ciascuna azienda ULSS del territorio regionale del Veneto che si occupano di integrazione lavorativa di persone con disabilità. Collaborano all'individuazione delle persone da inserire anche le cooperative o imprese sociali destinatarie come luogo di inserimento dell'inserimento al lavoro. Deve trattarsi, l'abbiamo già detto, ma è utile ribadirlo, di assunzioni nuove, quindi non può essere personale già presente in cooperativa, tranne l'unica eccezione rappresentata dal fatto che se quel personale è entrato in cooperativa per effetto di una convenzione articolo 14 che poi non è proseguita nel tempo, allora in quel caso può essere fatto oggetto di un ulteriore strumento di articolo 14. Ovviamente devono essere iscritti al collocamento mirato e devono avere rilevanti difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo ordinario. Qui la definizione non è data a monte, non è univoca, diciamo ci sono delle casistiche che vengono individuate dai comitati tecnici provinciali e a quelle casistiche ci si riferisce. Viene poi predisposto di comune accordo tra la persona oggetto dell'inserimento attraverso questo strumento, la cooperativa sociale destinataria dell'inserimento e gli uffici di collocamento mirato dei centri per l'impiego, progetto personalizzato di inserimento al lavoro di ciascuna persona fatta oggetto di questo strumento. L'assunzione di questa persona deve essere di almeno 9 mesi, quindi proporzionale a quella che è la durata del contratto, e anche la quantità di ore, quindi la tipologia dell'assunzione, deve essere diciamo, superiore al 50% dell'orario di lavoro, per cui diciamo, può anche essere un'assunzione part-time, purché sia almeno il 50% più 1 dell'orario pieno di riferimento. L'iter quindi per arrivare a stipulare una convenzione di questo tipo è innanzitutto l'individuazione di una commessa per la realizzazione dei beni e servizi, quindi diciamo c'è una fase di incontro tra azienda e cooperativa dove ragionano insieme su cosa possono fare oggetto di questa collaborazione, per quanto tempo, a quali costi, ed è ciò che alla fine finisce dentro all'accordo contrattuale di commessa. C'è poi la parte invece della convenzione articolo 14 che si ottiene presentando un'istanza di convenzione online attraverso il nostro portale, c'è poi la fase di stipula e quindi l'avvio parallelo e della commessa e delle assunzioni fatte oggetto della commessa, una o più con quel tetto che dicevamo in funzione della dimensione aziendale che può arrivare per le aziende più grandi fino al 30% della quota complessivamente dovuta. Veneto Lavoro in questa fase ovviamente è a fianco dei datori di lavoro e anche
delle cooperative e imprese sociali per aiutarle a definire il contenuto delle attività, ma anche per aiutarli a individuare i datori di lavoro, e quindi affianchiamo in questo percorso, sia prima che durante che dopo la fase di stipula della convenzione, sia la cooperativa sia il datore di lavoro. Con questo abbiamo diciamo concluso la prima parte di questa mia presentazione relativa agli aspetti, se volete, un po' più noiosi, più formali e tecnico-giuridici. Vediamo adesso invece alcuni aspetti dal taglio decisamente più pratico rispetto all'attuazione concreta di strumenti di articolo 14. Ora, l'esperienza ci ha insegnato in tanti anni che talvolta lo scoglio principale per avviare una collaborazione intorno all'articolo 14 tra una cooperativa e un'impresa è proprio iniziare ad immaginare cosa possa essere in quella specifica azienda un'attività da fare oggetto di articolo 14. Quindi proviamo a vedere, diciamo, sotto forma di domanda e risposta cosa è possibile fare con l'articolo 14 per poi fare qualche esempio e chiudere con qualche stimolo conclusivo. Allora, la prima domanda può essere quella: ma io posso fare oggetto di questo tipo di accordo la produzione di beni? La risposta è assolutamente affermativa. È possibile che il contratto di affidamento abbia ad esempio ad oggetto la produzione di beni da parte della cooperativa. Può essere un unico tipo di bene, ma potrebbero essere anche tipologie differenziate di beni. Questi beni che la cooperativa produce e fornisce all'impresa che gli ha conferito la commessa di lavoro possono essere beni che poi l'impresa utilizza nella produzione di altri beni, quindi di fatto si integra con il ciclo produttivo del datore di lavoro, ma potrebbero essere anche un bene di cui l'impresa stessa è utilizzatrice, quindi che consuma l'impresa stessa, ma potrebbe anche trattarsi di beni che l'impresa diciamo si approvvigiona da parte della cooperativa e che poi rivende a terzi. Immaginate, questo può succedere nel caso in cui il datore di lavoro conferente la commessa sia ad esempio un'impresa commerciale, abbia dei punti vendita, commissiona la produzione di beni che poi vengono venduti attraverso i punti vendita del soggetto conferente la commessa. Altra domanda che ci si può fare è: ma posso invece che fare produzione di beni pensare di costruire un articolo 14 tra un'impresa e una cooperativa sociale che abbia non tanto come oggetto la produzione di qualcosa, ma la fornitura di un servizio? Anche in questo caso la risposta è affermativa ed è certamente possibile che il contratto di affidamento ai sensi dell'articolo 14 abbia ad oggetto la fornitura di un servizio, ma potrebbero essere anche più servizi differenti laddove la cooperativa sia in grado di fornire più servizi e l'impresa abbia utilità a fruire dei più servizi di cui la cooperativa si dota. Altra domanda, che è un po' il mix delle due precedenti, è: ma allora potrei anche fare oggetto di articolo 14 sia la produzione di un bene che la fornitura di un servizio? Certamente sì, anche in questo caso. Potrebbe essere quindi un contratto di affidamento di tipo misto che abbia ad oggetto la fornitura di un bene o di più beni o la fornitura di un servizio oppure di più servizi. Per cui insomma si possono variamente combinare secondo quelle che sono le esigenze dell'impresa e le capacità della cooperativa, il mix dell'uno e dell'altro. Quindi, domanda conclusiva: posso fare oggetto di articolo 14 sia la produzione di qualsiasi bene e la fornitura di qualsiasi servizio, o ci sono tipologie individuate di beni o di servizi? Anche qui la risposta è la più ampia possibile ed è affermativa: non ci sono limiti specifici. Tutti i beni o tutti i servizi che la cooperativa è tecnicamente in grado di produrre o di erogare e che l'impresa ritenga essere utili possono essere fatti oggetto di articolo 14, per cui diciamo tutto quello che la fantasia dell'imprenditore e della cooperativa riesce a far diventare attuazione concreta è sicuramente ammissibile all'interno della cornice dell'articolo 14. Venendo alle considerazioni finali, dovreste aver diciamo ormai iniziato a comprendere che la convenzione ai sensi dell'articolo 14 è un perfetto esempio della logica che normalmente viene chiamata win-win, cioè tutte e due le parti hanno qualcosa da guadagnarci. Direi che in questo caso, visto che le parti sono tre, possiamo parlare di una logica win-win-win, cioè tutti gli attori che ne sono protagonisti, e quindi sia le aziende, sia le persone con disabilità, sia le cooperative sociali di tipo B o le imprese sociali, hanno vantaggi dallo strumento.
Quali sono i vantaggi che ha l'azienda? Innanzitutto ha uno strumento in più per adempiere alla legge 68, l'abbiamo detto prima, è uno strumento che mi consente un adempimento parziale degli obblighi, quindi va sicuramente affiancato ad altri strumenti, tuttavia è uno in più e quindi è una cosa utile. Ha un altro vantaggio evidente l'azienda, si libera dal fare la selezione delle persone con disabilità e anche dal doverle formare, perché abbiamo visto prima, viene fatta congiuntamente dai servizi per l'impiego, i centri per l'impiego, viene fatta con la collaborazione dei SIL, della cooperativa, ma non abbiamo citato l'azienda. L'azienda in questo caso quindi lascia che siano altri a occuparsi di questi aspetti. Inoltre svolge un'azione in sinergia tra la cooperativa e il collocamento mirato, quindi si inserisce anche il soggetto azienda in un circolo virtuoso dal quale può trarre utili vantaggi. Svolge inoltre un'azione di responsabilità sociale d'impresa, sempre di più le imprese sono chiamate a svolgere un ruolo attivo anche nel contesto sociale, esempio ne è la compilazione del bilancio sociale d'impresa. Ne ricava anche comunque un ritorno d'immagine, perché laddove l'azienda abbia altrimenti difficoltà ad adempiere interamente alla quota d'obbligo mediante assunzioni, sarebbe in alternativa costretta ad utilizzare lo strumento dell'esonero, che vuol dire trasformare una quota parte delle assunzioni in una contribuzione in denaro al Fondo regionale per l'occupazione di persone con disabilità. Però è certamente la cosa meno utile che si possa fare in questa materia, perché non si fanno altro che raccogliere dei soldi anziché produrre delle assunzioni. Per cui piuttosto che passare diciamo a un obolo, senz'altro meglio, è più utile, dà più ritorno d'immagine all'azienda aver comunque favorito l'inserimento di una persona con disabilità, anzi a maggior ragione se l'inserimento, come è questo il caso, avviene con persone che sono a maggiore difficoltà di inserimento. Inoltre l'impresa acquisisce anche un nuovo partner, cioè la cooperativa o impresa sociale, per la propria attività, perché si approvvigiona di beni o servizi da un soggetto che probabilmente prima non era tra quelli con i quali era in relazione. È evidentemente uno strumento che trova poi utilità anche per il mondo della cooperazione. Perché? Perché innanzitutto acquisisce attraverso quell'impresa che conferisce la commessa un nuovo cliente, aumenta la propria visibilità sul territorio, comunica il proprio valore, la propria storia, il proprio ruolo, aumenta la propria reputazione verso il mondo profit perché si dimostra un soggetto in grado di agire in maniera efficace verso l'impresa fornendo servizi o fornendo beni e soprattutto continua a perseguire la mission. Le cooperative sociali, in particolare quelle di tipo B, hanno infatti la missione di inserire al lavoro le persone con disabilità e quindi si inserisce in un percorso assolutamente coerente con la motivazione stessa dell'esistere del soggetto coinvolto. È infine evidentemente utile anche alla persona con disabilità. Ha certamente un'opportunità di un percorso di crescita professionale, è un percorso, l'abbiamo visto prima, viene predisposto un piano di inserimento lavorativo che è costruito sulle esigenze lavorative specifiche di ciascuna persona. Ovviamente, poiché viene assunto, consegue un reddito che prima non aveva, posto che se è iscritto a collocamento mirato vuol dire che è disoccupato, lavora e impara in un ambiente che è esperto, professionale, formativo come quello del mondo della cooperazione, ha la garanzia di un percorso costruito e monitorato in collaborazione con gli uffici preposti e quindi diciamo è certo di essere seguito in maniera competente. Inoltre può essere indubbiamente anche un trampolino di lancio verso l'azienda che potrebbe in una fase successiva passare all'assunzione diretta della persona inserita attraverso questo strumento. Grazie, io ho concluso questa mia presentazione e quindi se sono nel frattempo arrivate domande possiamo passare a dare un'occhiata a queste. Vediamo se ce ne sono. In questo momento non vedo domande, per cui diciamo, può voler dire due cose: o siamo stati particolarmente chiari e quindi è risultato comprensibile quello che abbiamo detto, oppure vi abbiamo fatto addormentare e quindi non ci state più seguendo. Speriamo che sia la prima delle due. E ricordo anche, ma mi pare che fosse stato detto all'inizio dell'incontro, che l'incontro è stato registrato e verrà messo a disposizione di chi eventualmente non è potuto essere presente e altrettanto verranno messe a disposizione le slide che abbiamo presentato sia Marina che io
nel corso di questo incontro, per cui troverete insieme alla registrazione anche i file in formato PDF delle presentazioni, così se vi serviranno in una fase successiva ad avere ulteriori chiarimenti o a ripasso, potrete senz'altro riutilizzarle. Ovviamente, come abbiamo detto in apertura, per chi si fosse collegato strada facendo, trovate una sezione nella piattaforma che si è intitolata Domande, per cui potete scrivere lì dentro e fare invio laddove vi abbiamo stimolato qualche domanda oppure non abbiamo chiarito qualche passaggio che vi resta oscuro. Io se posso aggiungo innanzitutto i ringraziamenti a tutti i relatori per la completezza e comunque la chiarezza e la sintesi di tante informazioni di materia comunque molto complessa e articolata, che probabilmente è diciamo patrimonio conosciuto appunto dal mondo della cooperazione sociale, imprese sociali, perché magari padroneggiano e partecipano. Tuttavia credo sia importante che comunque venga ampliato a tutta la base, perché comunque sta anche cambiando la dinamica del mondo del terzo settore. Si stanno costituendo moltissime imprese sociali che stanno avendo una implementazione nell'ultimo periodo, e quindi credo che sia questione appunto di continuare con processi appunto di informazione, di formazione rispetto a tutti questi strumenti, questi dispositivi che contribuiscono appunto a ridurre anche il grosso mismatch del fatto che comunque ci sono tantissime imprese che non adempiono all'obbligo del collocamento. Ecco, quindi secondo me credo che uno dei motivi per cui non ci sono state delle domande è proprio perché chi ha partecipato si sta avvicinando alla conoscenza di questa particolare materia, ma mi pare che sia stato assolutamente completo, esaustivo e molto chiaro, e il materiale che verrà divulgato aiuterà ad irrobustire le conoscenze su questo ambito. Quindi io ringrazio tutti, in primis insomma, i relatori, il direttore Tiziano Barone e tutti gli ascoltatori, e vi do l'appuntamento, vi ricordo, il 14 di maggio, sempre dalle ore 16 alle ore 17:30, e il tema riguarderà invece tutta la materia legata all'accreditamento, quindi siamo nel welfare contrattuale e territoriale, ecco, quindi altra materia molto articolata e molto complessa. Grazie a tutti e arrivederci.